Si chiamano patate vastase. Questo contorno va bene sempre, in tutte le occasioni. Se andate a Trapani lo troverete ovunque, nelle pizzerie, nelle trattorie, ma farlo a casa è davvero semplicissimo. Procurate intanto delle patate, dei pomodorini, quelli che trovate però una tipologia particolarmente dolce e soda va meglio, ad esempio un datterino o un piccadilly come nel mio caso, delle cipolle, la mozzarella fior di latte. Vi consiglio il fior di latte perché in cottura nel forno si scioglierà meglio diventando proprio cremoso e renderà le patate molto golose. Non può mancare del profumatissimo origano, meglio se siciliano. Gli ingredienti sono questi, quindi iniziamo. Inizio pelando le patate. E adesso le sciacquo, le asciugo e le taglio a pezzettoni. Potete, se volete, anziché farle a pezzettoni, anche tagliarle a rondelle di circa 1 centimetro abbondante. Adesso le metto direttamente nella teglia che userò per la cottura. Vedete? Ho scelto una teglia leggera di alluminio che riuscirà a cuocerle meglio, anziché la leccarda del forno o magari una pirofila in ceramica che non riesce a trasferire con la stessa facilità il calore. Pomodorini lavati li taglio semplicemente a metà. Anche questi vanno in teglia. E adesso tocca alle cipolle. Non le taglio troppo sottili perché brucierebbero in cottura. Anche loro in teglia. E finalmente posso condire sale, pepe nero, olio e abbondante origano. L'origano raccolto nelle campagne siciliane non ha prezzo e ha un profumo buonissimo, intenso. E adesso una bella mescolata, così con le mani in maniera un po' maleducata. Del resto si chiamano patate vastase perché non è un piatto molto elegante e si fa tutto così in semplicità, anzi in maniera un po' rustica. Adesso le mie patate vastase vanno in forno preriscaldato in modalità statica a 200 gradi. Nel frattempo mi occupo del fior di latte che deve scolare per essere utilizzato ben asciutto, quindi lo taglio a pezzetti e lo metto in un colino. E rieccomi dopo circa 40 minuti di cottura. In realtà i tempi del forno sono davvero da prendere con le pinze perché dipendono da diversi fattori, dalla tipologia di patate utilizzate, ma soprattutto da quanto è potente il vostro forno. Quindi regolatevi di volta in volta. A questo punto arriva il momento di aggiungere la mozzarella fior di latte. Con il fior di latte vi suggerisco di abbondare, come vuole la tradizione. Do una mescolata grossolana per distribuire meglio la mozzarella, in modo che non la troviamo solo sulla superficie. Le patate vastase devono essere un tutt'uno di ingredienti che diventano quasi cremosi insieme. E adesso di nuovo in forno per sciogliere bene la mozzarella. È quasi il momento di riprendere la teglia, quindi preparo questo bel poggiapentole. Ci tengo tanto a mostrarvelo perché è stato fatto a mano, in maniera del tutto artigianale, da un simpatico e bravissimo signore che vive in un borgo delle Madonie in provincia di Palermo e conoscendolo l'altro giorno me lo ha voluto donare. È stato fatto con lo stesso metodo del classico panaro siciliano, io trovo che sia veramente bellissimo. E dopo 5 minuti finalmente pronte le mie patate vastase. L'aspetto direi che già mi convince perché è molto simile all'originale che ho avuto l'onore di gustare.
proprio nel trapanese. Secondo me manca giusto un altro tocco di origano per accentuarne il profumo. Gli ingredienti si vedono tutti: le patate, le cipolle, i pomodorini e questo fior di latte che si è sciolto alla meraviglia. Un contorno rustico, ma direi anche vero, senza filtri, senza fronzoli, come voleva la tradizione contadina. Un contorno ricco già solo a vederlo, e adesso andremo a gustarlo ancora ben caldo e filante, quindi noi andiamo a tavola. Io però vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima rubrica.